72 ore dopo il pari con la Meta Catania si torna in campo per una nuova e affascinante sfida contro una nobile della Serie A. Benvenuti a Vitulano Manfredonia, Came Treviso e buon divertimento. Un buon pomeriggio da Gianluca Valente. Si ritorna qui al Palace Caloria. Mercoledì scorso l'esordio casalingo con il bellissimo 5-5 contro i campioni d'Italia della Meta Catania, e oggi si ritorna in campo per la terza giornata del campionato di Serie A con un avversario temibile, un avversario che rappresenta la continuità nel tempo per quel che riguarda la massima categoria nazionale del futsal, una squadra che ha saputo rinnovarsi nonostante ovviamente non sia facile nel corso degli anni rimanere sempre nel massimo dei livelli, ma questa squadra guidata da un grande condottiero riesce sempre a confermarsi tra le migliori del bel paese. Tra poco si comincia e allora andiamo a vedere quali saranno i protagonisti di questo match. Vitulano Dragstore Manfredonia che si presenta con Dovara, maglia numero 23, con il 3 Ronaldo, 4 Lucio, con la maglia numero 7 Cemurgo, 11 Canal, 14 Gelve, 16 Andre Ferreira, 17 Nenna, 20 Belloni, 21 Pezzin, 22 Musumeci, con il 12 c'è Caio Ainsa, in panchina mister David Ceppi. Risponde la Came Treviso con Pietrangelo tra i pali, maglia numero 1, con il 2, con il 7 Valex, con il 9 Del Gaudio, con il 10 Sutton, 12 Giapavieira, 14 Di Guida, 17 Perrazzetta, 19 Ugas, 20 Azzoni, 22 Donin, 89 Sacon, 13 Fior. In panchina Silvio Rocia, da 10 anni Deus ex machina di questa squadra, allenatore davvero di grande valore, punto di riferimento dei Veneti. Coppia arbitrale formata da Davide Plutino della sezione di Reggio Emilia e Ivo Colangeli della sezione di Aprilia, mentre il crono è Amedeo La Calamita della sezione di Bari. Dicevamo, Manfredonia che reduce dalla gara giocata mercoledì scorso contro la Meta Catania, che valso il primo punto in stagione dopo la sconfitta all'esordio in casa della Fortitudo Pomezia. E mentre la gara inizia in questo istante, il cammino della Came invece è partito dall'esordio in terra siciliana contro la Meta. È arrivata una sconfitta per 4-2 e poi sabato scorso i primi 3 punti stagionali con la vittoria per 3-2 sull'Active Network. C'è stato subito un piccolo infortunio tra Dovara e Gelve, uno scontro fortuito che ha provocato il primo calcio d'angolo della partita. C'è qualche problemino per Dovara. Gioco che è immediatamente ripreso, subito Andre Ferreira su scarico di Pezzin, la palla a fondo campo. Andiamo un po' a guardare i quintetti iniziali di questo match. Vitulano Dragstore con Dovara, Gelve, Andre Ferreira, Pezzin e Mauro Canal che fa il suo esordio davanti al pubblico di casa, rubando il pallone con la punta, la mette dentro! Mauro Canal al primo pallone toccato sblocca il risultato, 1-0 Manfredonia. Sono passati 35 secondi dall'inizio del match. Al primo pallone toccato Capitan Mauro Canal ha prima recuperato la sfera e poi anticipato in uscita bassa
Pietrangelo anticipandolo con la punta del piede. Palla tra le gambe e 1-0 Manfredonia. Parlavamo di esordio, migliore non poteva essere per il calcettista più titolato della Serie A. Per lui parlano i dati, ben 25 titoli con 8 scudetti, 8 Coppe Italia, di cui una di Serie A2 e 10 Supercoppe italiane. Canal alla sua seconda rete in 2 gare disputate con la maglia del Manfredonia, andò in gol anche nel tentativo di rimonta a Pomezia. Partita quindi che, almeno per quel che riguarda l'avvio, si mette sui giusti canali per la squadra di David Ceppi. Canal, Gelve, Pezzin, chiuso da Azzoni, che tiene in campo il pallone evitando il calcio d'angolo. Pietrangelo, Azzoni, Sutton, Giappa Vieira e Donin. Questo è il quintetto invece della Came Treviso. Sutton in avanti per Giappa Vieira, ex nazionale azzurro, scarica per Donin. Pallone respinto dalla retroguardia sipontina. Sutton alla battuta di prima intenzione, strozza un po' il tentativo Enrico Donin, palla che termina direttamente a fondo campo, non ci sono deviazioni e allora il Vitulano Dragstore può ripartire da Gelve. Canal, scucchiaiata in avanti verso Pezzin, che però gli si faceva incontro, e quindi gioco facile per Lorenzo Pietrangelo. Recuperare il pallone, provare a servire Giappa Vieira. Lunga militanza per lui con la maglia della Came, un passato anche in nazionale italiana per lui. Azzoni, Donin, Sutton, scambio nel breve, ancora Donin, ritmi alti nella gestione del possesso palla da parte dei veneti. Alla vigilia del match, non al meglio della condizione fisica il neoacquisto Valex, presente in panchina, probabilmente anche protagonista del match per dare manforte ai compagni, ma è vistosa la sua fasciatura al ginocchio destro. Dovara alza la testa, Pezzin, lo scarico non letto da André Ferreira, un po' troppo pigro nell'aspettare quel pallone. Sutton, pressione di André, ancora palla verso Azzoni, recuperata da Pezzin dopo scambio con Gelve. C'è il fallo piuttosto evidente di Donin e subito cartellino giallo per il numero 22 della Came. Primo fallo commesso dalla squadra di Silvio Rocia. Fuori Canal, dentro Murgo. Canal rimane in piedi, vediamo se Murgo è entrato per l'esecuzione di uno schema da calcio d'angolo oppure no. Parte Pezzin, pallone lontanissimo dalla porta di Pietrangelo e c'è il doppio cambio. Fuori Pezzin, nuovamente Murgo, dentro Musumeci e Canal. Musumeci ha fatto un'ottima impressione nella gara contro la Meta, anche se dobbiamo dirlo, praticamente è stata una gara giocata bene praticamente da tutti. Si lamenta di un fallo Matteus Sacon, ex della gara. Azzoni, distinto, bravissimo Dovara. Palla in calcio d'angolo, se ne incarica proprio Valex, ne stavamo parlando proprio qualche istante fa. Eccolo con la maglia numero 7,
battere il corner. Sacon ancora una volta risponde Dovara. Arbitro che ferma il gioco, va a redarguire André Ferreira e Vieira. Forse qualche colpo proibito a palla lontana che non è piaciuto al direttore di gara. Ancora Valex e c'è l'incredibile autogol di Dovara che vale l'1-1 della Kame. Risultato che torna in parità al Palascaloia. Peccato davvero per questo infortunio per Daniele Dovara. Calcio d'angolo che sembrava praticamente essere sotto controllo proprio da parte dell'ex portiere del Città di Melilli. Invece è andato giù male, forse con il tempo sbagliato e con il braccio sinistro in pratica si è deviato il pallone nella propria rete. Aveva cominciato tra l'altro benissimo con 2 interventi niente male, ma la partita è lunga, risultato che è tornato in parità. Quindi Dovara anticipa Giappa Vieira, palla in fallo laterale, chiama lo schema Sutton, dà indicazioni a Sacon mentre Valex parla con Giappa Vieira. Arriva Valex, Sutton, Sacon. Ancora per Sutton, lo attende Murgo. Il diagonale palo di Sutton. Brividi per la retroguardia del Vitulano Dragstore Manfredonia. Questo tentativo da parte di Sutton che ha centrato in pieno il palo alla sinistra di Dovara. Fuori il 10, dentro con la maglia numero 14 c'è Loris Di Guida. Va subito ad incaricarsi della battuta dalla rimessa laterale, si propone Valex, controllo orientato, il tentativo direttamente a fondo campo, tocca la rete esterna della porta pugliese. Lucio perde palla in favore di Valex che poi sparacchia il pallone in fallo laterale. Ci sono già i primi cambi, dentro anche Lucio e Ronaldo per il Manfredonia. Partita sontuosa quella dell'Iberico contro la meta. Sbaglia Murgo, Giappa, palla per Valex, prova l'imbucata, capisce tutto Musumeci, sale palla al piede sulla sinistra per Lucio, si allunga nuovamente il pallone, prova a recuperarlo. 2 sbavature in pochi secondi per Lucio. Tentativo di Giappa Vieira, deviazione in calcio d'angolo. Manfredonia che deve provare a ritrovare la concentrazione, che è stata uno dei punti di forza contro la meta. Arbitro che ferma il gioco, spinte tra Murgo e Sacon. E l'arbitro va a parlare con Michele Murgo ma anche con Matteo Sacon. Il tentativo e arriva la rete di Giappa Vieira. Velocissimo il calcio d'angolo battuto da Di Guida. Vieira in un istante sorprende Dovara e la Kame passa per la prima volta in vantaggio. Il capitano è andato in gol, terza rete stagionale per lui, ha colpito in un fazzoletto, ma le qualità di Giappa Vieira sono notissime e lo vediamo molto molto arrabbiato David Ceppi. Gol da calcio piazzato
con una sbavatura piuttosto evidente da parte della sua retroguardia. Primi 5 minuti piuttosto movimentati, direi. Vantaggio Canale, seguiamo questa azione. Lucio, Ronaldo, tocco morbido, Pietrangelo in calcio d'angolo. È lo stesso Bomber in maglia numero 3 a battere il corner. Palla verso Murgo, di controbalzo vola Pietrangelo. Non male l'iniziativa da parte di Michele Murgo, che aveva colpito bene il pallone, sembrava destinato sotto la traversa. Sutton con il volto anticipa Musumeci, rimane il possesso in favore del quintetto di casa. Lucio, Musumeci, pressione di Valex, arriva Lucio in supporto, cambio di banda, Murgo di prima intenzione, pallone facile per Pietrangelo che lancia immediatamente dalle parti del collega Dovara. In campo da qualche istante anche Del Gaudio per Lacame. Ronaldo, Lucio, Murgo, perde palla in favore di Del Gaudio che non trova però il varco giusto per insinuarsi da banda destra. Entra in campo per la prima volta in questo pomeriggio pugliese Marco Belloni. Preso il posto di Musumeci. Ronaldo di prima intenzione. Palla a fondo campo. Non era facile questa decisione dal punto di vista tecnico da parte di Ronaldo. Molto decentrato. Provato ad angolare tantissimo il tentativo. Saccon prova a servire di guida. Pallone deviato da Ronaldo, ancora Pietrangelo. Alza la testa, lancio in avanti. Altro errore da parte di Pietrangelo, che deve prendere la mira. Sbaglia Belloni adesso, regalando il pallone a Valex. Il 7 della Came non riesce a controllare bene la sfera. Possesso ritornato tra i piedi dei biancocelesti di casa. Ancora Dovara, altro lancio a cercare Ronaldo. Tanti tentativi lunghi che peccano di precisione da una parte e dall'altra. Altro errore di Valex. Errore piuttosto semplice questo. Viene rincuorato dai suoi compagni in panchina. Murgo, Belloni, chiuso da due avversari, rischia Belloni sulla pressione di Guida. Dovara, Lucio, cerca Ronaldo che stoppa il pallone in qualche modo, anticipando anche Pietrangelo. Ronaldo trascinato da Valex, tutto regolare, bravo Lucio ad anticipare l'avversario, si trattava di Del Gaudio. Ancora Murgo, diagonale verso Ronaldo, spalla alla porta, il problema di girarsi, ci riesce Ronaldo, ancora Ronaldo tra due avversari e poi arriva Del Gaudio a chiudere in calcio d'angolo. Sembra essere in giornata Ronaldo. Direttore di gara che chiede a Del Gaudio di allacciarsi lo scarpino. Adesso si può riprendere Lucio alla battuta del calcio d'angolo. Arriva Murgo, pallone alle stelle. Può rifiatare la squadra di Silvio Roccia. 10ª stagione per lui alla Came. Sbaglia il controllo Del Gaudio, la recupera Ronaldo che poi prova praticamente a calciare dalla tre quarti campo. Difetta in precisione il tentativo del nazionale venezuelano. Saccon cerca in avanti Del Gaudio che però era nella banda opposta e quindi Manfredonia che può riorganizzarsi. Manfredonia che era partito bene dopo 35 secondi con la rete di Mauro Canal,
poi lo sfortunato autogol di Dovara al terzo minuto e 15 e la rete di Giappa Vieira al quarto minuto e 43 che consente alla Came Treviso di condurre al Palascaloria. Fallo Manfredonia, il primo della partita. Sacon, Donin, Del Gaudio, ancora Donin, Di Guida alza questo pallone che Lucio gestisce servendo Belloni, protegge il pallone il 20 del Vitulano Drugstore, arretra per poi aprire dalle parti di Lucio, cerca il compagno in avanti, pallone intercettato da Di Guida, recuperato da Del Gaudio. Donin, Sacon, altro errore nella gestione del possesso palla e Pietrangelo prova a servire Del Gaudio, ma c'è Dovara sicuro. Lucio, Belloni, si propone Canal, palla in banda destra però per Ronaldo, si lamenta Canal per un pallone che non è giunto a destinazione, ma è ancora Manfredonia nel possesso palla. Belloni prova a servire Canal, sbaglia Belloni, contropiede Sacon, Mateusz Sacon, il gol dell'ex, quello del 3-1, Came Treviso. Aumenta pericolosamente il vantaggio la Came Treviso, pericolosamente ovviamente per quel che riguarda i padroni di casa. 3-1, è arrivata la rete di Mateusz Sacon, mentre adesso il lancio di Dovara viene deviato in calcio d'angolo da Pietrangelo. Era una situazione dal velo al limite da gestire. Fatto sta che il Manfredonia può battere un calcio d'angolo. Belloni ci abbatta un pallone, lo recupera tranquillamente Pietrangelo. Palla errata questa volta con le mani e arriva il time out chiamato da David Ceppi. Si torna in campo dopo il time out chiamato da David Ceppi. Opportuno mettere un po' in ordine le giocate di un Manfredonia che non si sta ripetendo. Attenzione, bella giocata di Pezzini per Belloni, Belloni chiuso da Pietrangelo, ma non è finita, riparte la Came, il tentativo dalla distanza di Donin, palla a fondo campo, gran giocata di Pezzin. Belloni ha provato a superare Pietrangelo, ma con le lunghe leve che si ritrova il forte portiere della Came, tolto il pallone dai piedi del 20 biancoceleste. Occasione sprecata da un Manfredonia che dicevamo
in questo avvio di gara non si è ripetuto come fatto contro la meta. Tempo ce n'è per recuperare. Canal sale palla al piede, cerca in avanti Pezzin, chiuso da Ugas in fallo laterale. Fuori Belloni, dentro André Ferreira. Canal, Gelve, André Ferreira, ancora Marius Gelve, sbaglia il controllo e subito addosso a lui c'era Sutton. Cercare di recuperare il pallone, adesso Sutton prova lo scarico immediato, ma Pezzin devia il pallone in fallo laterale. Ugas, Donin, ancora gestione, lancio verso Donin, di testa, bravissimo Dovara. Si propone azioni centralmente, poi lo scambio per Sutton. Donin controlla Dovara, palla sopra la traversa, cerca di rincuorare i suoi David Ceppi, che la batosta del terzo gol l'hanno presa, lo si nota anche dal punto di vista del linguaggio non verbale. Entusiasmo invece in casa Kame Treviso, che sembra aver trovato le giuste misure per mangiare metri qui al Palascaloria. Donin cerca Sutton e lo trova, bella la giocata, poi André Ferreira lo anticipa chiudendo il tentativo da banda sinistra. Arriva Donin, pallone 1,5 m fuori alla sinistra della porta, difesa da Daniele Dovara. Mauro Canal, Gelve, la ripartenza non funziona, l'uscita pressing di Gelve termina lontano dalla posizione in cui era collocato Pezzin. Si va di folate, sbavature ci sono state anche da parte della Cave. Gelve, André Ferreira in avanti per Canal, si gira d'improvviso, pallone deviato in calcio d'angolo da Donin. André Ferreira la battuta, centralmente Gelve, palla per Canal, c'è la deviazione di Azzoni, si rimane lì in zona corner. Canal prova ad imitare Giapaviera, ma c'è il piattone di Pietrangelo a respingere il tentativo verso la possibile doppietta dell'11 del Manfredonia. Di tacco Pezzin, si rimane lì, altra deviazione, terzo calcio d'angolo nel giro di poco più di un minuto per i pugliesi. C'è la deviazione di Azzoni che per poco non provoca l'autogol. Cambio di banda, ma sempre calcio d'angolo. Canal con il piattone e poi Pezzin anticipato da Donin. Vicino al 3-2 il Manfredonia. Pezzin di tacco per André Ferreira, la triangolazione chiusa da Donin. Azzoni allontana, c'era stata una deviazione da parte di Canal. L'arbitro prima assegna la rimessa al Manfredonia, poi si ravvede e giustamente dà possesso alla Kame Treviso, che ha già battuto Ugas. Passa tra André Ferreira e Canal. Sutton, Giapaviera, lotta con Gelve, si gira ancora per Sacon. Sutton per Sacon, trattenuto al limite dalla regolarità da Pezzin. Fuori l'ex Lazio, dentro Gaetano Musumeci, subito servito, mette giù il pallone il siciliano, vede da farsi, arriva su porta André Ferreira. Canal di prima intenzione, che gol di Mauro Canal, bacia il palo più lontano e vale la rete del 3-2.
una facilità nel vedere la porta disarmante da parte di Mauro Canal. Messo a segno la rete del 3-2. Terza rete stagionale per lui in 2 gare disputate. Direi 1,5, visto che siamo ancora al primo tempo di questa partita e ci sono ancora più di 7 minuti da giocare. Valex alla battuta del calcio d'angolo per gli ospiti. Palla respinta da Musumeci. Arriva Sacon, questa volta il pallone di alcuni metri alto sopra la traversa della porta pugliese. Pietrangelo bravo ad anticipare Ronaldo, che recupera subito il pallone. Vuole velocizzare i tempi il Manfredonia alla ricerca del gol del possibile 3-3. Musumeci. Ferreira, preso in controtempo, è riuscito ad evitare il fallo laterale da una parte, poi cambiare banda, ma non c'erano compagni. Si parlano adesso André Ferreira e Musumeci. Doppia deviazione sul calcio d'angolo, sul fallo laterale battuto da Sacon. Pietrangelo, lancio in profondità, la traversa e poi l'intervento miracoloso di Dovara sul possibile tap-in di Giappa Vieira. Tanti errori sui lanci di Pietrangelo, questo sembrava essere quello giusto, quello che stava per portare alla quarta marcatura. Distinto, bravissimo Dovara. Dentro Perrazzetta con la maglia numero 17 da qualche istante in casa Came Treviso. 5 gol, un palo da parte di Sutton, e davvero ritmi altissimi in questo avvio di gara tra Vitulano Dragstore Manfredonia e Came Treviso. Ronaldo, bravo Perrazzetta a far carburare il pallone sul piede del venezuelano, già battuto. Bravo Ronaldo a chiudere. Dovara, Musumeci rischia su Valex, poco reattivo il 22 in questa situazione. Sacon mette giù con il ginocchio, prova il tentativo verso la porta, ma arriva Ronaldo a chiudere da difensore. Perrazzetta, Valex ancora per Perrazzetta, lotta con André Ferreira, alla peggio. Ronaldo, parte Ronaldo, prova l'imbucata, chiusa da Valex, non fa rispettare la giusta distanza Valex. Si passa da rimessa laterale a calcio d'angolo. Si è lamentato Ronaldo. Gelve, Ronaldo prende posizione. Ronaldo, palla in mezzo. Valex anticipa André Ferreira. È ripartito Valex, c'è spazio per il 7. Ancora Valex, palla a fondo campo, non c'è deviazione, rimessa Vitulano Dragstore. André Ferreira, Musumeci, pressione di Perrazzetta, efficace, la palla rimane in campo, poi esce, ma c'è stato il tocco di Musumeci. Buoni minuti in campo da parte di Giulio Perrazzetta. Adesso parla con Silvio Rocia. Di guida, mentre c'è uno scontro tra Ronaldo e Sacon. Secondo fallo Vitulano Manfredonia. Quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto
di questo primo tempo. 5:28 per la precisione ancora da giocare. Risultato che vede la Came avanti 3-2 sul Manfredonia qui al Palace Caloria. Vieira sbaglia il controllo, se la prende con se stesso. Fuori Gelve, dentro Lucio. Dovara per Murgo. Musumeci in avanti verso Ronaldo, che ha spinto in maniera piuttosto evidente Sacon. Ammonizione per Ronaldo. Arbitro ha mimato il fatto che Ronaldo abbia accumulato una serie di infrazioni in questo primo tempo, e all'ennesimo è uscito il cartellino giallo per il secondo ammonito della partita dopo Donin. Sacon rimane per terra dopo un presunto contatto con Ronaldo. Già Vieira, il tentativo respinto ottimamente da Dovara, che si rifugia in calcio d'angolo. Fuori Ronaldo, dentro Canal. Valex mette giù il pallone, si rifugia dalle parti di Pietrangelo, che lancia verso Dovara, blocca sicuro il portiere della Manfredonia. Canal, Musumeci agganciato da Azzoni, tutto regolare. Murgo aspetta Valex, scambio, il tentativo, la palla d'un soffio fuori, sembrava destinato all'incrocio dei pali. Bella l'iniziativa da parte di Michele Murgo. Bravo Lucio ad anticipare Vieira. Musumeci tiene in campo un pallone non semplice, arriva Valex in chiusura. Fase di stanca della partita, soprattutto per quel che riguarda l'energia a disposizione del Manfredonia. Ricordiamo, 72 ore fa era in campo per giocare contro la Meta Catania, adesso di nuovo sul rettangolo di gioco per la terza partita di campionato. Sicuramente un fattore da tenere in considerazione in vista del proseguo del match. Fallo ai danni di Musumeci, calcio di punizione in favore del Vitulano Drugstore. Canal sul punto di battuta. Prende una rincorsa notevole, mentre la Cam è salita a 2 falli. Lascia l'incarico a Murgo, che calcia direttamente a rete, pallone respinto dalle ginocchia di Pietrangelo. Dovara lancia in avanti per Musumeci, stoppa il pallone, lo mette giù, ottima la giocata da parte di Musumeci. Murgo, Musumeci, pressione di guida. Lucio, Murgo, bella giocata per Canal. Musumeci ancora per Canal e la palla termina in gol. Che giocata del Manfredonia, e Mauro Canal non ne sbaglia una oggi. 3-3, tripletta del capitano. Time out, Came Treviso.
Si torna in campo con l'entusiasmo del Palascaloria che prova a trascinare il Vitulano Dragstore Manfredonia. Giapaviera mette giù il pallone, l'uscita di Dovara, palla in fallo laterale. C'è un problema alla tibia destra di Dovara. Canal una sentenza in questo primo tempo, tripletta per lui. E Manfredonia che ha recuperato 2 gol dall'1-3 al 3-3. Murgo anticipa Azzoni, Pezzin in pressione, Pietrangelo serve Sutton, Vieira lotta con Lucio, difende il pallone il capitano Dalla Came. Valex per Vieira, mette giù il pallone, prova a girarsi, bravo Lucio da terra a chiudere il tentativo a Giapaviera. Sutton cerca Azzoni, anticipato da Pezzin. Arbitro che fischia un'ostruzione di Azzoni ai danni di Pezzin, chiede spiegazioni il 20 Dalla Came, che va anche a scusarsi con Pezzin. Terzo fallo Came Treviso, è tutto un 3 sul tabellone, 3 minuti alla fine, 3-3 il parziale, così come 3-3 il conto delle infrazioni. Rocia parla con l'arbitro, probabilmente non è d'accordo su alcune valutazioni da parte del direttore di gara. Sbaglia Valex il controllo, pare evidente che non sia al meglio della condizione, ma cerca di dare il suo apporto Valex. Murgo chiuso da Sutton, esperienza all'Al Nasr per Valex, bella palla di Vieira per Sutton, uscita bassa di Dovara che si è ripreso dopo l'autogol, sta disputando ancora una volta un'ottima gara. Vieira si propone Valex, pallone tenuto in campo, l'imbucata chiusa da Lucio. Sutton era in ritardo, quantomeno la Came ha guadagnato una rimessa laterale in zona d'attacco. Si propone Sutton, arriva poi Azzoni, palla in mezzo, attraversa tutta l'area di rigore e termina in fallo laterale, non ci sono stati tocchi. La può rimettere in gioco Michele Murgo. Pezzin di prima intenzione, serve però Giapaviera, sbaglia il disimpegno di testa, si lotta, forse fallo di Valex su André Ferreira, tutto regolare secondo gli arbitri. Rimessa per i veneti. Valex alza la testa, cerca Vieira, lo trova, fa la lotta con Lucio, una bella sfida tra i due. L'arbitro assegna un calcio di punizione contro il Manfredonia. Quarto fallo Vitulano Dragstore. Fuori Murgo, dentro Mauro Canal. Torna in campo anche Sacon per la Came. Parte Sacon, risponde presente Dovara. Came che rimane in proiezione offensiva. Fuori Sacon che in pratica è entrato per battere il calcio di punizione. Fuori anche Giapaviera. Dentro Azzoni e Del Gaudio. Questi 2 minuti che ci separano dalla fine del primo tempo. 3-3 il parziale, tripletta di Canal per il Manfredonia, autogol di Dovara, reti di Vieira e Sacon per la Came. Valex, Del Gaudio, Sutton, Valex,
Pezzin ruba palla ad Azzoni, riparte dalle retrovie Canal, Lucio, Canal, Pezzin, ancora Lucio, chiedeva la chiusura della triangolazione Pezzin, ma Lucio non lo ha visto, ancora Pezzin, piroetta di Pezzin, fallo ai suoi danni da parte di Sutton, calcio di punizione e cartellino giallo per il numero 10 della Kame Treviso. Terza ammonizione della partita, quarto fallo Kame. Pezzin che ha provato una grande giocata, impedita solamente dall'ostruzione di Josip Sutton. André Ferreira sul punto di battuta, non molto distante c'è Murgo, parte Ferreira, tiro respinto, ancora Ferreira, deviazione di Valex, torna Lucio in campo, Ferreira sorprende Canal che ci mette una pezza calciando anche a rete, incredibile Canal, non convocato per la partita con la Meta. Adesso Dovara anticipa Del Gaudio, evitando soprattutto una possibile azione avversaria, più che altro invece di controllare il pallone sbaglia una giocata semplice Canal. Un minuto all'intervallo, Sutton si accetta, serie di finte su Lucio, Valex lo aspetta Canal, Del Gaudio prova a trascinare André Ferreira, riparte Pezzin, sbaglia però lo scarico verso Lucio, sbaglia anche Valex, Canal anticipato, Pezzin da Valex, fase convulsa di questo finale di primo tempo, tanti errori. Valex, bella palla per Del Gaudio, il tentativo chiuso dall'uscita di Dovara, ma sbaglia ancora Pezzin. Sutton, Del Gaudio, sembra essere in apnea il Manfredonia, bisogno di andare a riposare. Dovara lancia dalle parti di Pezzin, pallone semplice per Pietrangelo che lancia con le mani verso Del Gaudio, è arrivata alla testa di Canal. Fallo laterale per la Kame, lo batte Sutton, si può porre Del Gaudio, palla per Sacon che prova il tentativo con la deviazione volante, si lamenta con il direttore di gara. Canal in pratica si ferma con la Kame che non va in pressione, guarda il tabellone Mauro Canal e si va al riposo con il risultato di 3-3 tra Vitulano Dragstore Manfredonia e Kame Treviso. A risentirci per il secondo tempo del match.
Ben ritrovati dal Palace Caloria per seguire insieme il secondo tempo di Vitulano Dragstorm Manfredonia Came Treviso. Gara valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. È stato un primo tempo che non ha deluso le attese. 6 gol e tanto spettacolo. Gara che si è sbloccata dopo appena 35 secondi con il gol di Canal. Terzo minuto e 15 è arrivato lo sfortunato autogol di Dovara e poi ha preso il largo la Came con il gol di Giappaviera al quarto e 43, seguito da quello dell'ex Sacon all'8° minuto e 46. Abbiamo visto anche esultanza un po' polemica da parte dell'ex calcettista sipontino, ma poi è ritornato in scena Mauro Canal che ha accorciato le distanze al 12° minuto e 24 e poi con un tocco magico davvero al 16° minuto e 18 ha ristabilito la parità, con il quale si riparte nel secondo tempo. Diamo anche uno sguardo a questi quintetti. D'avvio ripresa: Pietrangelo, Sutton, Sacon, Giappaviera e Valex per la Came Treviso, Dovara, Gelve, André Ferreira, Canal e Ronaldo per il Vitulano Dragstorm Manfredonia. Partiti. Canal gestisce palla, André Ferreira, terza giornata di campionato, dicevamo che ha già 4 finali, quelli delle gare giocate ieri, con la vittoria della Roma sul Benevento per 4-1, quella dell'L84 sul Sala Consilina per 3-1, vittoria del Napoli Futsal 6-2 sull'Ital Service Pesaro, vittoria della Sandro Abate sul Pomezia per 3-0. Classifica che vede a punteggio pieno Roma ed L84. Ovviamente devono completarsi ancora tutte le altre gare a chiudere la giornata, mentre l'incursione di Valex termina a fondo campo. Ferreira, Gelve in avanti verso Ronaldo, prende posizione, ottimo il controllo del nazionale venezuelano. Canal con la punta, palla fuori, gran giocata sull'asse Ronaldo Canal. Canal che aveva anticipato l'uscita di Pietrangelo, lo aveva praticamente lasciato a metà strada. Sutton in avanti per Giappaviera, allunga la squadra Vieira, arriva Valex, l'imbucata verso Sutton che non ha seguito, chiede scusa al compagno, fa il gesto di assenso sulla idea avuta dall'ex Al Nasr. Mentre c'è un altro finale, quello ha visto l'Actin Network superare per 7-3 il Pirossigeno Cosenza. Quindi primi punti stagionali per la squadra di Mister Monsignori, con il Cosenza che invece rimedia la terza sconfitta su 3 gare disputate. Giappaviera, Valex anticipato da André Ferreira, lontana Dovara, torniamo in presa diretta, passato 1 minuto e mezzo dall'inizio del secondo tempo. Pietrangelo lancia verso Vieira, sicuro Dovara, abbranca il pallone, altro lancio, questo era destinato ad André Ferreira, con i pugni Pietrangelo si rifugia nel fallo laterale. L'ex Chaos Futsal, una vita per lui lì, ben 8 anni, ha già rimesso in gioco il pallone. Ronaldo, elastico su Giappaviera, si gira Ronaldo, si scontra con Sacon, arbitro che chiede calma a Ronaldo ed ammonizione per Sacon.
piedi a martello, credo, di Sakon. Primo fallo della ripresa, mentre è stato sventolato il quarto cartellino giallo della partita ai danni di Mateusz Sakon, il terzo nelle fila della Kame Treviso. Dopo Sutton e Donin, anche Sakon, mentre il cattivo di giornata del Manfredonia è Ronaldo che mercoledì da quella posizione ha fatto gol contro la Kame. Forse è leggermente più centrale il pallone. Vediamo cosa si inventa il bomber in maglia numero 3. Era una situazione anche di 5 contro 4. Parte Ronaldo, il tiro respinto da Valex. Si spegne sul nascere il pericolo per la squadra guidata da Silvio Rocha. Gelve, pallone in tribuna dopo la deviazione di Valex. Ancora Gelve, Ronaldo prova a girarsi da banda destra, il pallone termina a fondo campo. Lorenzo Pietrangelo recupera il pallone, serve il più vicino Sakon. Aspetta Ronaldo che lo segue. Sutton, Valex, pallone troppo in profondità, questa volta impossibile da raggiungere per il numero 10 della Kame. Dovara per Canal. Gelve in avanti per Ronaldo, si gira Ronaldo, arriva il raddoppio su di lui. Ronaldo calcia verso la porta, ma c'è Sakon in opposizione. Il carico della battuta è affidato ad André Ferreira. Canal si coordina, fallo in attacco di Ronaldo su Sakon e calcio di punizione in favore della Kame Treviso. I due devono stare attenti, entrambi ammoniti, si sono già agganciati più volte. Valex, Sutton, ancora Valex, ancora Sutton, triangolazione chiusa da André Ferreira. Dovara con i piedi, Gelve, palla verso André Ferreira di testa a cercare Ronaldo, lo trova, protegge il pallone, lo scarico per Canal, da banda destra, Canal, palla in mezzo ancora e poi il tentativo e la palla che non entra in rete, Già Paviera, palla in mezzo, attenzione, Sakon invece la mette dentro. Incredibile quanto accaduto negli ultimi secondi, ma c'è il gol di Sakon, doppietta per lui, 4-0, 4-3 Kame. Successo un po' di tutto in questo frangente. Il tentativo di Ronaldo, c'è stata una mischia dove ci sono state anche proteste da parte del Manfredonia. Fatto sta che poi nella ripartenza è stata bravissima la squadra di Silvio Rocha ad approfittare della situazione di confusione e andare in gol anche in maniera un po' fortunosa con Sakon. Fatto sta che 4-3 Kame. Ronaldo, tentativo di André Ferreira, palla di poco al lato. Già Paviera gestisce il pallone, si gira, tiro, splendida la risposta di Dovara. Bisogna asciugare le tavole del Palascaloria mentre
Di Guida ha già recuperato il pallone. Quattro. Tre minuti e 48 sul cronometro, nuova parità, spettacolo al Palascaloria. Con la prima rete stagionale in maglia manfredonia di Gaetano Musumeci. È stato davvero bravo perché il pallone sembrava essere sfuggito dalla traiettoria, invece si è coordinato benissimo, ha sorpreso Pietrangelo non esente da colpe visto che il pallone è entrato sul suo palo. Ma quel che più conta per il Manfredonia è essere riusciti nuovamente a rimettere la partita sui giusti binari. 4-4 e ci sono ancora oltre 15 minuti da giocare. L'impressione è che non sia finita qui, che lo spettacolo sia ancora tutto da gustare qui al Palascaloria di Manfredonia. Donin per Del Gaudio, ancora Donin, porta a spasso il pallone da una banda all'altra, arriva la pressione di André Ferreira, il direttore di gara fischia un fallo ai suoi danni e quindi seconda infrazione Manfredonia. Donin ha rischiato un pochino nell'allungarsi questo pallone dal punto di vista della gestione del possesso. Del Gaudio lotta con Lucio, l'ultimo tocco è dello spagnolo in forza al Manfredonia. Tentativo di Del Gaudio, termina altissimo, fuori André Ferreira, dentro Michele Burgo. Pezzin, Lucio in avanti verso Musumeci, arpione il pallone, lo mette giù, Musumeci si scontra con Sutton, calcio di punizione ed ammonizione per il numero 20 della Kame. Quarto ammonito in casa veneta, Josip Sutton, Azzoni, Donin e Sacon, mentre in casa Manfredonia Ronaldo. Secondo fallo Kame, sul punto di battuta c'è Lucio. Fischio del direttore di gara, parte Lucio, Murgo, istantaneo Donin nell'intercetto. Lucio alla battuta del calcio d'angolo, Murgo, pallone un po' arretrato, chiede scusa Lucio, poi chiama il nuovo schema. Chiamato in causa Dovara, carica il destro, il pallone termina altissimo, nessun problema per il collega Pietrangelo che vede il da farsi. Donin cerca in avanti Del Gaudio, lotta con Murgo. L'ultimo tocco è del 7 del Vitulano Dragstore che torna nuovamente in panchina per far posto ad André Ferreira. Donin prova a superare Pezzin, ci riesce, poi ritorna il 21 del Manfredonia, palla in calcio d'angolo, aumenta i giri del motore la Kame. Di Guida la battuta del calcio d'angolo, si coordina Del Gaudio, pallone facile da recuperare da parte di Dovara e poi il lancio chiuso da Donin a cercare Musumeci.
Del Gaudio allaccia lo scarpino, gioco che può riprendere. Musumeci tiene in campo un pallone complicatissimo, prova a ripartire Azzoni, vediamo se Musumeci riesce ancora nel secondo miracolo. Così è. Andre Ferreira, finezza per Pezzin, si distende il Manfredonia. Lucio, Musumeci, Andre Ferreira, ancora sulla destra per Gaetano Musumeci, lo aspetta Del Gaudio, sbaglia però l'incursione. Facile per Del Gaudio andare in chiusura lì in banda destra, zona d'attacco del Vitulano Drugstore. Azzoni, Del Gaudio, eccolo servito. Donin, Azzoni, sbaglia tutto e poi con la punta del piede Pietrangelo salva su Canal. Vicino alla quaterna personale Mauro Canal. Erroraccio in fase di uscita pressing da parte della Kame. Arriva ancora Canal, deviazione nuovamente questa volta da parte di Del Gaudio. Lucio controlla con il tiro mancino, poi prova la deviazione distinto Canal, palla che termina a fondo campo, sorride per questo pallone che è capitato dalle sue parti, involontariamente ha provato a fare una giocata senza senso. Donin, ancora il pallone in avanti verso Azzoni, allontana il disimpegno Musumeci evitando il calcio d'angolo ma regalando una rimessa laterale agli avversari. Del Gaudio, Donin si era coordinato bene, poi il pallone ha preso una traiettoria che non ha creato problemi a Dovara. Ronaldo tornato in campo, subito protagonista, prende il pallone, lo scarica per Canal, prova l'imbucata ma Ronaldo si era attardato, l'idea di Canal era giusta, è andato a memoria. L'ex Luparenzi, Pescara e Pesaro tra le tante squadre cui ha militato Mauro Canal, vincendo una vagonata di trofei. Del Gaudio, fallo in attacco, trattenuto la maglia di Lucio, dice l'arbitro. Calcio di punizione per il Manfredonia, terzo fallo Kame. Arbitri che ricordiamo sono Davide Plutino di Reggio Emilia e Ivo Colangeli di Aprilia, mentre il crono è Amedeo La Calamita di Bari. Lucio sbaglia la giocata, recupera su Valex. Andre Ferreira, scucchiaia in avanti verso Canal, anticipato da Sacon, poi fallo di Canal. Chiedono tutti il cartellino giallo ai danni del numero 11 del Manfredonia. Fatto sta che arriva la terza infrazione commessa dal Manfredonia. Valex, Sutton, lotta con Murgo, ancora Valex, bella palla in profondità per Sutton che dimentica il pallone ma riesce a tenere vivo il possesso in favore della Kame. Sbaglia Sacon, Ronaldo recupera palla, è partito Ronaldo, ancora Ronaldo, sterzata di Ronaldo, ancora Ronaldo, chiede un tocco di mano Ronaldo, tutto regolare secondo i direttori di gara. Valex mette ordine alle giocate dei suoi. Sacon, Valex, Sutton, lo aspetta Murgo, ancora Valex, Lucio su di lui, ancora Valex, prova l'imbucata, c'è Ronaldo in supporto a Lucio, poi perde una frazione di secondo Lucio per parlare con Ronaldo, per poco Sacon non lo beffa.
Canal fa carambolare la sfera sul corpo di Del Gaudio. L'ultimo tocco secondo l'arbitro è di Murgo però. E quindi rimessa già battuta dalla Kame. Sacon in avanti per Del Gaudio, lascia lì il pallone, allora Lucio può ripartire, cerca il filtrante per Ronaldo ma c'è Sacon a chiudere ancora il varco. Fuori Del Gaudio, torna Giapaviera in campo e aumenta la pericolosità della Kame. Ronaldo abbracciato da Sacon, Pezzin con l'esterno, palla che termina serenamente a fondo campo. Sutton cerca Giapaviera, lo trova, aspetta l'arrivo dei compagni, ancora Giapaviera, calcio addosso a Dovara che si fa trovare pronto. Bella però l'azione personale da parte di Vieira che aveva lasciato sul posto l'avversario, prova poi ad autolanciarsi Murgo che si arrabbia con i compagni. Sicuramente azione rivedibile da parte di Murgo. Valex, ancora Sutton, sbatte sul piattone di Murgo il pallone ma è sempre tra i piedi della Kame la sfera, anche se adesso Valex sbaglia il tentativo servire Vieira. Pezzin, Gelve, Sacon anticipa Ronaldo, Vieira mette giù il pallone, sporcato da Murgo ma il possesso è sempre dalla Kame, ancora Murgo bravissimo a chiudere la diagonale su Sacon. Pietrangelo con le mani per Valex, in profondità per Sacon che ha spazio e la mette dentro. Giornata di grazia per Sacon, arriva la tripletta personale e Kame ancora avanti 5-4. Nove minuti 40 secondi sul cronometro. Due triplette in questa partita, una di Canal e l'altra di Mateusz Sacon che rimette la freccia nuovamente per la Kame Treviso, avanti 5-4 al Palascaloria. Musumeci per Pezzin, Pezzin bravissimo Pietrangelo con la mano sinistra, prova la bicicletta Valex, non c'è deviazione di Gelve, rimessa Manfredonia. Pezzin cerca l'imbucata, Sacon capisce tutto, poi arriva Murgo di gran carriera, pallone direttamente a fondo campo. Azzoni chiama Sacon per il cambio ma Sacon rimane sul terreno di gioco. Valex, Sutton, Valex, Sacon in profondità per Sutton, gran palla. Sutton non l'aggancia colpevolmente, davvero una grande palla da parte di Sacon. Pezzin per Musumeci, pressione di Sacon su di lui. Gelve alza la testa, cerca Pezzin, lo trova, Musumeci centralmente, pallone sporcato da Sacon, prova a ripartire Valex, lascia sul posto due avversari, poi arriva Gelve che si allunga però il pallone. Sutton, Giapaviera, Valex, pallone verso Sutton, si arrabbia tantissimo Silvio Rocia, chiede calma nelle giocate e invece i suoi aumentano il ritmo e vanno fuori di giri perdendo il possesso. Pezzin per Marius Gelve, Murgo, Gelve, Musumeci, buona l'idea ma Sacon chiude per l'ennesima volta in fase difensiva. Gelve per Murgo, prova a superare Sutton, si incaponisce ancora una volta Murgo su quella banda destra e Sutton a gioco facile nel recuperare il possesso per i suoi. Finalmente il cambio tra Azzoni e Sacon avviene.
Gelve, Murgo, momento decisivo della gara. Pezzin, tentativo respinto, smanacciato da Pietrangelo. Sutton per Giappa, Azzoni, Sutton alza la testa, il 10, tra le linee c'è Valex che dimentica il pallone, ma è fortunata la Kame. Sutton si divora il 6-4. Ha provato il tocco morbido, pallone che invece è terminato docile tra le braccia di Dovara. Sbaglia tutto Pezzin, un 3 contro 2. Giappa, bravissimo Pezzin a metterci una pezza, poi si aggancia con Giappa e c'è calcio di punizione in favore del Manfredonia. Quarto fallo. Kame guarda il tabellone, il capitano dei Veneti. Bisogna cominciare a ragionare anche sulla situazione falli commessi. Mancano 8 minuti e la Kame è a un passo dall'esaurimento del bonus. Pezzin, Gelve, Murgo, ancora Gelve, rischia su Vieira, ma riesce poi in un secondo momento a servire Musumeci. Pressione alta adesso dalla parte degli uomini di Silvio Roccia, a cercare di non far ragionare gli avversari, che adesso però riescono nell'uscita pressing. Gelve chiuso da Vieira, l'ultimo tocco è del capitano della Kame. Musumeci tutto solo, ci abbatte il pallone. Facile per Pietrangelo che ha già servito Valex. Prova la ripartenza, ma è bravissimo Murgo a chiudere sul numero 7 avversario. Vieira. Lotta con Ugas, alla meglio Pezzin, che poi scarica verso Murgo, palla in mezzo, Gelve, Darius Gelve si accentra, carica il mancino e mette dentro la rete del 5-5. (12 minuti 47 secondi sul cronometro), ennesimo pari di questa partita, arrivato il 5-5. Davvero un gran gol da parte di Gelve, che non si è fatto ingolosire, ha cercato il momento giusto per calciare a rete e poi in posizione centrale ha fatto la cosa migliore. Attenzione, sbaglia Musumeci, Ugas supera l'avversario e poi Musumeci ci mette una pezza. Arbitro ferma il gioco, ammonizione per Lucio e calcio di punizione per la Kame. Quarto fallo Vitulano Drugstore. Attenzione, questo calcio di punizione, la posizione pericolosa. 6:47 ancora da giocare. Fischio dell'arbitro. Parte Valex e la palla è fuori. Pericolo scampato per il Manfredonia. Musumeci in mezzo per Canal. Il piattone non ha potenza, Pietrangelo recupera il pallone. Sacon. Ferreira anticipa l'avversario, Canal in avanti per Musumeci, arriva sia André Ferreira che Canal, ma Musumeci tiene troppo il pallone. Lucio, Canal, Lucio, Ferreira, sale il baricentro della Kame in pressione. Sutton anticipa André Ferreira, Pietrangelo in profondità, mette giù un pallone non semplice di guida.
se lo trascina poi oltre il rettangolo di gioco, rimessa laterale in favore degli avversari. Ferreira cerca Canal, arriva il pallone in un secondo momento dopo il tocco di testa di Del Gaudio. Canal preferisce ripartire dalla rimessa. Ancora André Ferreira. Serve Canal. Apertura a metà strada tra Lucio e Musumeci. Fatto sta che il pallone termina in fallo laterale e lo stesso Rocha va a chiamare il time out per i suoi. Terminato il time out chiamato da Silvio Rocha, tecnico della Came Treviso. Si ritorna in campo questo finale di match tra Vitulano Drugstore e Came Treviso. Siamo sul 5-5 dopo i 10 gol di mercoledì, altri 10. La differenza è che ci sono ancora 5 minuti e mezzo ancora da giocare qui. Lucio per Canal, in avanti per Musumeci. Canal, Ferreira, si divora il 6-5 André Ferreira. Non era sicuramente facile, ma per un giocatore delle sue qualità neanche difficilissimo. Si allunga la maglia di Lucio, lotta con Giapaviera, la meglio quest'ultimo, Giapaviera! E poi Lucio è bravissimo ad intercettare il pallone, recuperato da André Ferreira. Musumeci, il pallone non è uscito, ancora Musumeci, palla in mezzo, attenzione Sacon, proteste veementi, Sutton, bravissimo Dovara ma non è finita. Giapaviera, ancora per Sutton, Sacon, mentre continuano le proteste di Ceppi per un presunto tocco di braccio da parte di Sacon in area di rigore. Tentativo di Sutton, respinto da Dovara. André Ferreira apre verso Canal che non ci può arrivare, rimessa laterale in favore dei veneti, mentre bisogna asciugare le tavole del Palascaloria. Proteste veementi da parte della panchina di casa. Ceppi parla con l'arbitro. Mentre il suo vice Davide Moura chiede ai suoi la calma per giocare questo finale di partita. Sacon, Sutton cerca in avanti Vieira, anticipato da Lucio che ha già triangolato con Canal. Lucio tra due avversari, palla per Canal, Musumeci anticipato, Valex all'indietro per Pietrangelo, alza la testa, lancia in avanti verso Sacon, poi Sutton di testa nuovamente per il compagno in maglia 89, ma la misura è errata e quindi possesso Manfredonia che riparte dalle retrovie con un fallo laterale già battuto da Canal. Parla per Lucio che sale palla al piede. André Ferreira, Canal, pronto a tornare in campo Ronaldo. Alla lunga lista dei marcatori di giornata
manca il suo nome. Sutton per Sakon, altro errore da parte del numero 10 della Kame. André Ferreira, Canal, Ronaldo, lo scarico per André Ferreira, palla che lambisce il palo e termina fuori. Si arrabbia André Ferreira, aveva pregustato forse la possibile esultanza su questo tentativo a rete in diagonale. Valex per Sutton, Sakon alza questo pallone, Lucio e Giappa si agganciano, fallo di Lucio e quinta infrazione per il Vitulano Drugstore, esaurimento del bonus per i pugliesi. Dalla prossima infrazione del Manfredonia la Kame potrà usufruire di un tiro libero. Sakon sul punto di battuta va direttamente a rete, un bolide di Sakon respinto da Dovara. Particolarmente ispirato oggi Sakon, 3 gol, davvero una prestazione superlativa la sua. Scucchiaiata di Giapaviera per Sutton che spreca ancora una volta, al contrario di Sakon. Sutton non al meglio oggi il suo reale potenziale. Valex, Sakon, Valex, Vieira. So anche il conforto di sapere che la pressione ai suoi danni non potrà essere quella di qualche istante fa. Canal ruba palla a Valex, ancora Canal, uscita perfetta di Pietrangelo. E lì pronto a mordere Canal sull'eventuale errore degli avversari. Ferreira per Ronaldo, si gira Ronaldo, l'imbucata stoppata da Sakon, ancora Ronaldo, tiene palla, prova a girarsi, spinto da Sakon, ma il pallone era già terminato in fallo laterale. Sutton di prima intenzione verso Vieira, si ripete la sfida con Lucio, bella palla filtrante per Sakon, arrivata però in ritardo rispetto all'incursione dell'89. Fuori Valex, dentro Donin. Canal per Lucio, Ronaldo, spalle alla porta, raddoppiato, forse fallo ai suoi danni, rimane per terra dolorante Ronaldo, si ferma anche Sakon che mette il pallone in fallo laterale. Altre proteste da parte del pubblico di casa sulla non decisione nei confronti di Ronaldo, ovviamente. Si prosegue con la rimessa laterale che porterà André Ferreira a restituire il possesso alla Kame. Sakon per Donin, in avanti verso Vieira, abilissimo anche nell'andarsi a posizionare in situazione ideale per ricevere il pallone, giocatore di esperienza, di talento, di grande qualità. Giapaviera ancora a cercare Sutton, anticipato da Ronaldo. Canal arpiona il pallone, lo mette giù, si gira, vede il da farsi, apre sulla destra per Lucio. Ronaldo chiede ad André Ferreira di andare sulla parte opposta, è partito Ronaldo, chiuso da Giapaviera. Il fallo battuto da Ronaldo è errato, allora può ripartire Sutton.
disarcionato da Ronaldo. Grande giocata in fase difensiva da parte del venezuelano. È partito Canal dalla distanza, il pallone termina fuori. Crampi per Mauro Canal. Arriva Vieira a dare una mano all'altro capitano di giornata. Rimane però in campo il numero 11 del Manfredonia, anzi no, lo tira fuori Ceppi, dentro Murgo. Abbiamo l'impressione che Canal possa rientrare in questo finale di partita. Pietrangelo in profondità per Vieira, lotta con Lucio, sbaglia Vieira, allora può ripartire Murgo. Partito Murgo, ancora Murgo, il diagonale respinto da Sacon. Dà indicazione André Ferreira sulla posizione che Murgo deve tenere in occasione di questo fallo laterale. Non si intendono i due. Dovara sbaglia anche il controllo, attenzione. Palla profonda, facile per Pietrangelo, che sbaglia a sua volta. 80 secondi ancora da giocare, 5-5. Lucio. André Ferreira. Murgo. Ronaldo. Si gira, ma c'è Sacon sempre su di lui. Ancora Ronaldo. Cerca l'imbucata, palla in calcio d'angolo. La deviazione è di Mateusz Sacon. Murgo si coordina ed è bravissimo Pietrangelo, che non ci casca la finta di Ronaldo. Anzi, l'arbitro dice che l'ultimo tocco è del venezuelano. Proteste di Murgo, cartellino giallo per lui. Ammonito numero 7 della partita. Pietrangelo cercherà sicuramente Vieira e così è, lo trova. Sbaglia però il controllo, già Paviera se la prende con se stesso. Mettati nell'ultimo minuto di questa partita, mentre Sacon anticipa ancora una volta Ronaldo. André Ferreira. Murgo. Fase decisiva del match. Sacon anticipa Ronaldo. André Ferreira prova a ripartire. Fallo di Sacon su André Ferreira. Esaurimento del bonus falli anche per la Came. Sacon ovviamente ha rischiato il secondo giallo. Fuori nessuno perché Lucio era uscito per far entrare Canal, ma poi ci ha ripensato e quindi Lucio rimane in campo. Time out questa volta chiamato da David Ceppi.
Si sta per tornare in campo, 34 secondi ancora da giocare. Diamo lo sguardo velocemente a quello che sarà il prossimo turno con i Manfredoni di scena venerdì 8 novembre ore 20:30 sul campo della Fel di Eboli, mentre nuova trasferta per la Came Treviso in casa della Pirossigeno Cosenza, gara che si giocherà sabato 9 novembre alle ore 18. Adesso concentriamoci su questo finale di match. Murgo pronto a battere questo calcio di punizione. Parte Murgo, c'è la deviazione di Sutton, calcio d'angolo per il Vitulano Dragstore. Chiama lo schema André Ferreira, tutti col fiato sospeso qui al Pala Scaloria. Ancora Murgo, sbaglia il tentativo in misura, è già partito, già Paviera, bravo Murgo di spalla, poi Canal di testa all'indietro, perfetto su Dovara. Murgo sbaglia tutto, pallone nuovamente tra le mani di Dovara. Lucio dentro Ronaldo, 15 secondi. Murgo, André Ferreira, Ronaldo si gira, palla in mezzo, distinto Pietrangelo. Donnino recupera il pallone, prova a salire, palla al piede, sbaglia il controllo, un secondo e spiccioli ancora da giocare. Arriva Murgo, palla alta, ma arriva anche il suono dalla sirena al Pala Scaloria. Secondo 5-5 nel giro di 3 giorni. Termina in parità il match tra Vitulano Dragstore Manfredonia e Came Treviso. Emozioni, gol e tanto spettacolo anche oggi. Non arriva però la prima vittoria stagionale per i pugliesi. Arriva un pareggio per la Came, che sale in classifica a quota 4, mentre per il Manfredonia sono 2 i punti in classifica. È tutto qui dal Pala Scaloria. Un grazie per averci seguito in tantissimi e un buon proseguimento di serata. Un saluto da parte di Gianluca Valente.